Buongiorno Federico, a te la linea. Sì, buongiorno a tutti, dallo spazio più professionisti imprenditori uniti del venerdì. Come al solito mi tocca iniziare a me, anche se parlo in trasferta, perché la professionalità di chi è là e si dovrebbe co-condurre con me è pari allo zero. Però questa è la radio purtroppo e ci tocca fare i salti mortali per far finta di essere seri. Io poi il vostro sparacazzato preferito Federico, rigorosamente in diretta da una località ignota per proteggermi da eventuali, per proteggermi, sì, perché ormai siamo a sti livelli, da eventuali indagini di qualche procura. Ne avete sentite tante, quindi non c'è bisogno che vi ricordi in quali condizioni siamo ridotti in Italia, soprattutto con la giustizia. Poi parleremo di quello che ha dichiarato Gratteri, insomma, procuratore capo della Repubblica di Napoli, che insomma rammento a tutti la procura della Repubblica più grande d'Italia, insomma ha fatto tutta una serie di dichiarazioni molto interessanti. Allora rammento il numero della diretta per chiunque volesse intervenire: 029294 7222, ripeto 029294 7222. Il numero del WhatsApp non me lo ricordo, anche perché essendo in trasferta non lo posso vedere, quindi mi sa che è inutile che ve lo dica. Voglio ringraziare chi rende tutto questo possibile, la nostra Natalia della regia del bunker di via Carlo Bellerio 41, il bunker di Radio Libertà. E insomma, senza la sua preziosissima opera tutto questo non potrebbe essere possibile, e a noi piace sempre ricordarlo. Allora vorrei sapere se c'è qualcuno là in studio. Ci siamo, ti stavamo ascoltando con molto piacere, visto che ci hai declassato, ci hai detto che non serviamo ce l'aveva a nulla. Con me, ce l'aveva, no, con te ce l'ha sempre con me. Di Mimmo, perché chi è in studio, chi da casa che apre la porta. Appunto, no, io non ho capito nulla, ha fatto tutto lui, è arrivato, apre Federico, io qua sto in silenzio, zitto. Sì, buongiorno. Infatti c'è Radio Salis che mi ha chiesto di fare delle trasmissioni, tanto io rompo e tutto, faccio no, non c'è più, no, se il posto era libero, adesso è occupato, perché hanno chiamato Ilaria Cucchi, quindi sei arrivato secondo. Detto ciò, buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria, al mondo carcere, grazie a Natalia alla regia, grazie a Mimmo, a te Fede. Grazie a Radio Libertà e grazie alla Lega, perché questa è la radio della Lega. Sopra abbiamo il massimo, il massimo segretario, il massimo vicepresidente del Consiglio, il massimo ministro. Se non ci fosse lui, tante cose in Italia non accadrebbero. Diamo per scontato che chi ci ascolta sa che questa trasmissione, quindi Radio Libertà, trasmette da via Bellerio, la sede della Lega. È ovvio che i ringraziamenti vanno sì a Radio Libertà, ma alla Lega, che ci permette di andare comunque in diretta da ormai 8 anni che facciamo questa trasmissione con te, con Federico. Volevo rammentare i numeri perché Fede mi chiedeva di dire quelli di WhatsApp. Per i messaggi di WhatsApp il numero è 340 6709 659, ripeto 340 6709 659, e ripeto il numero per intervenire in diretta, che è lo 0292 94 7222, 0292 94 7222. E ci siamo. Oggi di carne a fuoco ce n'è un bel po'. No, Fede, tu dicevi dell'intervento di Gratteri, io volevo partire intanto dal mondo carcere, di quello che accade nei nostri istituti. Purtroppo qua ogni giorno ce n'è una, abbiamo avuto dei piccoli problemi a Civitavecchia, ci sono stati problemi in altri istituti. Il problema principale oggi, ragazzi, è sempre lo stesso. Le carceri stanno scoppiando, ma stanno scoppiando grazie comunque alla massiccia presenza di detenuti stranieri, detenuti extracomunitari. Su questo si può dare un'ulteriore notizia, e che comunque ci sta lavorando il governo per cercare di facilitare le espulsioni dei detenuti stranieri. Si lavora veramente senza sosta per andare verso questa direzione, perché come ben sapete a oggi puoi pure espellere uno straniero, un detenuto, però ci vuole il consenso dello stesso. Basta che lo stesso non è consenziente e quindi ti fa un ricorso, tu non lo puoi mandare via se non ci sono accordi bilaterali con i paesi di provenienza. Invece questa nuova norma, voluta assolutamente grazie alla Lega,
dovrebbe facilitare tutto ciò, quindi il detenuto può essere rispedito a casa sua anche senza il consenso, quindi preso e mandato a casa. Antonio, scusami, ti devo interrompere. Questa norma, che come tu chiami, è già stata bollata dalla ex presidente della Camera, Laura Boldrini, che i nostri ascoltatori conoscono benissimo. Ha detto: noi siamo molto tranquilli perché siamo sicuri che la magistratura ci penserà lei a non applicare la norma, perché è una norma che non esiste, non può esistere con il nostro la differenza però quindi, vabbè, a Boldrini sappiamo Antonio, questa norma senza la gente che va a votare al referendum non sembra una beata cippa di è ovvio, però c'è da far presente, c'è da sottolineare una cosa: fino ad oggi la magistratura assolutamente la fa da padrona in merito a sta cosa qui, perché basta un piccolo ricorso, il detenuto non è assolutamente d'accordo e subentra la magistratura e quindi blocca il tutto. La nuova riforma, la nuova norma che ci stanno lavorando su questo il sottosegretario Ostellari il sottosegretario Molteni, e quindi Lega, a firma Lega, prevede che non ci sia il consenso del detenuto, sia negativo o positivo, non ce ne frega nulla, il detenuto va espulso, punto e basta. E parliamo di detenuti con pena sotto ai 2 anni, e tu mi insegni che sono tantissimi. Quindi in questo caso, pure se il detenuto non è contrario, non può fare nessunissimo ricorso, viene preso e mandato a casa sua. La differenza sta qui. Ad oggi la norma c'è ed è presente, però il detenuto magari scusatemi, il detenuto magari è contrario, fa ricorso e non va da nessuna parte. Invece se si riesce a portare a casa questo lavoro, non c'è bisogno più del consenso del detenuto, si applica, punto e basta, e quindi sarebbe veramente un ottimo lavoro, perché significherebbe rimandare a casa loro tantissimi detenuti stranieri, perché ad oggi il problema principale delle carceri italiane sono proprio loro, è inutile nasconderci dietro un dito. Di quello che dice Boldrini o la Salis o altro poco ce ne frega, perché non conoscono le carceri, non conoscono quella che è la realtà attuale degli istituti penitenziari, soprattutto quelli lombardi, no? Che quelli lombardi stanno scoppiando e vede una massiccia presenza di detenuti stranieri. Dati alla mano contiamo circa 20.000 detenuti stranieri nelle nostre carceri, quindi se c'è 20.000 assolutamente un terzo sono tantissimi, sono solo in Lombardia. No, io parlavo a livello nazionale, però prometto che settimana prossima porto con dei dati precisi, così riusciamo a dire ogni singola regione quanti detenuti stranieri ci sono, e quindi tu, Fede, che sei in prima linea, lo sai meglio di me che la stragrande maggioranza degli eventi critici e tutti i casini che accadono all'interno degli istituti penitenziari, l'80% delle volte vede protagonisti questi signori, no? Che non sono avvezzi al rispetto delle regole, non ci rispettano, non rispettano il nostro paese, non lo fanno fuori, figuriamoci all'interno degli istituti penitenziari. Quindi questa norma veramente sarebbe un qualcosa di veramente estremamente positivo per far poi respirare chi lavora in prima linea all'interno degli istituti penitenziari. No, Fede? Sì, vediamo, quando la vedrò eseguita ci crederò, Antonio, mi dispiace essere scettico, però troppe ne ho viste, troppe ne ho sentite in questi anni. Il cambiamento vero è quello che sta facendo l'Europa, no? Grazie al governo italiano ci sono un accordo con la Germania in primis e con altri paesi europei che ha portato all'approvazione di una normativa che prevede una lista di paesi sicuri, e da luglio le espulsioni gestite a livello europeo. Forse il vero cambiamento è quello, perché dovete sapere che c'è la famosa rottura dell'ordinamento, cioè l'Unione Europea può agire al di fuori e al di sopra delle costituzioni e degli ordinamenti nazionali. Solitamente ce l'ha fatto per mettercela in quel posto. Per una volta sembra invece che si sia trovato un accordo su una cosa interessante, perché, cari amici, dovete sapere che c'è il problema dell'insicurezza e dell'immigrazione massiccia non è un problema solo italiano, ma ci sono tantissime nazioni europee che ne soffrono. E la cosa bella è che gli amici di Elly Schlein, che governano in Danimarca e nei paesi nordici, spaccando il Partito Socialista Europeo, hanno votato in massa favorevolmente a questa nuova normativa che si dovrebbe applicare da luglio. Quindi c'è la cosa importante, forse il vero colpo da maestro del governo è stato quello di convincere, di coalizzare tutta una serie di paesi europei di destra e di sinistra e cercare appunto di rendere efficaci a livello europeo le espulsioni, perché voglio ricordare che con Schengen non esistono più le frontiere, c'è la libera circolazione
di merci di persone tra i 27 paesi europei, e quindi uno può arrivare legalmente in Spagna, in Francia e circolare tranquillamente in Italia o viceversa. E quindi per questo andava trovata la quadra a livello di Unione Europea. Vedremo se funzionerà come cosa, però insomma i presupposti sembrano buoni, e questo è stato un lavoro molto, va riconosciuto. Ma Fede, al governo, perché è stato un lavoro faticoso e importante fatto dall'Italia. Assolutamente sì, ma si sta andando verso questa direzione. Comunque, ripeto, la norma che sono anni che la Lega la chiede, e quindi propone questa soluzione, e va comunque di pari passo con quello che comunque si sta prevedendo anche in Europa, quindi mai come stavolta. Comunque la Lega è d'accordo con l'Europa, quindi secondo me si può portare a casa. Il problema è sempre lo stesso, il problema è sempre una certa politica che tutto pensa tranne che a risolvere i problemi della nostra nazione, del nostro paese, e soprattutto problemi riguardanti la sicurezza, no? Perché la sicurezza è fondamentale. Senza sicurezza non c'è civiltà, ragazzi, quindi oggi purtroppo ai noi la sicurezza in Italia è un po' ballerina, perché in tutte le città dove vai, no, trovi purtroppo situazioni assurde. Io che sto spesso a Roma, se tu ti fai un giretto in una zona di Termini, veramente dici: ma dove siamo qua? Cioè, non sembra proprio l'Italia. C'è l'Esquilino in te a Termini, zona Esquilino, che è pure uno dei quartieri molto belli, che però è deturpato da tutto il degrado che c'è lì intorno. Assolutamente, perché poi sono delinquenti. Può anche da ridire, perché il governo insomma ha schierato i mezzi pesanti dell'esercito davanti alla stazione, perché la stazione è stata militarizzata, una cosa che veniva chiesta da decenni dagli abitanti del posto e da chi frequenta la stazione, e il governo ha risposto con i mezzi pesanti, e registriamo positivamente la cosa. Assolutamente. Se esiste strade sicure è merito della Lega, perché qualcuno voleva chiudere, certo, voleva chiudere questa cosa qui. La Lega l'ha fortemente voluta la conferma di strade sicure. Il problema è che comunque a sti ragazzi che vengono messi in strada bisogna anche dargli soprattutto dei poteri, bisogna togliergli le manette, perché ad oggi, come tutte le altre forze di polizia, anche loro sì sono sul territorio, però fanno comunque attenzione sempre a come muoversi e comportarsi, perché passare dall'altra parte è un attimo ad oggi con queste leggi. Guarda, io di recente, credo l'altro ieri, ho postato un video di un fatto accaduto in Calabria, no? Dove un ragazzo di colore fuori di testa ha preso a schiaffi due militari che erano lì a fare strade sicure, e poverini sti ragazzi erano lì fermi immobili, non potevano reagire, semplicemente perché se poco ti permetti di reagire, il rischio è concreto che tu ti possa fare male. Quindi male io intendo a livello di procedimenti penali ed altro, perché purtroppo ad oggi è così. Quindi bisognerebbe sì dargli le armi, ma bisognerebbe anche slegargli le mani, quindi togliere le manette e dare la possibilità a queste persone di fare il proprio lavoro. E questo per quanto concerne l'esercito, ma soprattutto tutte le forze di polizia che operano sul territorio, e la polizia penitenziaria che opera all'interno degli istituti penitenziari. Perché parlare da fuori del nostro lavoro, del nostro corpo è facile, ma solo chi vive il mondo carcere, conosce bene quello che sono le dinamiche del carcere, sa la difficoltà enorme che i colleghi affrontano, nel quotidiano, ripeto, soprattutto chi lavora in prima linea. Quindi è su questo che bisogna lavorare. Qualcosa è arrivato, come tu ben sai. C'è stato il reato di rivolta, c'è stato l'aumento delle pene per le aggressioni, ci sono state tante iniziative, ma io sono convinto che tante ne arriveranno, anzi sono convinto, spero, mi auguro, il mio auspicio è questo, che comunque altre ne arriveranno, perché comunque c'è bisogno di tutelare chi nel quotidiano rappresenta lo Stato e la legalità, questo sia all'interno degli istituti penitenziari che alla sua, ovviamente, sulle nostre strade, quindi di conseguenza sul territorio nazionale, perché troppe ne vediamo oggi di situazioni veramente assurde che accadono su tutto il territorio, e poi ti ritrovi, ahimè, purtroppo quello sfigato di turno parlando del territorio come il collega della Polizia di Stato, che qualcuno ha detto doveva fermarsi, accertarsi se fosse magari una pistola a salve o meno prima di poter, sì, e nel frattempo io sono morto. Vedi, purtroppo in Italia c'è una certa politica che tutto vuole tranne che la sicurezza e quindi la tranquillità del territorio. Questo vorrei ricordare chi ci ascolta dalle latitudini più basse che alle 6:30 di sera a Milano è buio pesto l'inverno, cioè
anche per voler accettare tutto al buio in un posto malfamato, c'è la più grande piazza di spaccio d'Europa. Sfido chiunque col buio pesto a cercare di capire se quello è una pistola o meno. Penso che sia quasi automatica la cosa, appunto, no? Ma di cosa stiamo parlando? Ma Fede, ma chi è che fa i soliti discorsi? Sono sempre loro. Guarda, mi collego a sta cosa. Non so se tu hai letto un post, l'ulteriore post della senatrice Cucchi rispetto alla norma prevista nel decreto sicurezza. Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, nonché capo del Dipartimento Carceri. Arriva al dunque. Quello lavora, quello sta in prigione. Quello sta in prigione. Quando sta in prigione il nostro sparacazzate, il telefonino non ce l'ha, e lui per principio non apre WhatsApp, perché sennò alla fine ci rimane inchiodato per delle ore. Tu appunto fai i post di tutti i vari cosi, quelli li guardo io, ma Federico, che dovrebbe guardarli, non li guarda. Li guarda quando appunto va in ferie. Ma perché non ho tempo, scusami, sono una persona che lavora, mica sto a cazzeggiare la mattina alla sera. Perché stai dicendo che Antonio Fellone si gratta la pancia? No, non lo so, però grazie, non lo so, complimenti. Fate due lavori differenti, lui posso dire che tu sei la mente e lui è il braccio, ognuno c'ha il suo, ognuno ha il suo. No, volevo collegarmi a sto fatto delle ulteriori dichiarazioni della senatrice Cucchi sul proprio profilo social, quindi non è che me le sto inventando, e parla praticamente, dice che è una norma che secondo me è molto intelligente ed interessante, quella di mettere all'interno degli istituti penitenziari la norma che prevede l'infiltrato, no? Perché comunque tante cose magari non si sanno, invece tenendo qualche infiltrato all'interno degli studi penitenziari riesce a capire, a carpire, a sapere cose in anteprima rispetto a fatti accaduti, ed è un qualcosa di bello veramente, che comunque parliamo dell'agente sotto copertura. La signora Cucchi dice che d'ora in poi, invece di prevenire le situazioni di tensione, gli agenti potranno dismettere la divisa, fingersi detenuti e contribuire a provocare il caos. Cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Cioè, una norma voluta per tenere sotto controllo la situazione, infiltrare dentro professionisti capaci di prevenire crimini, no? Prevenire rivolte, prevenire sommosse, magari indagare su come entrano cellulari, droga e altro. Invece per la signora Cucchi è una norma che qua lei cita il sottosegretario Del Mastro, perché questa è una norma che serve per mettere agenti dentro a creare caos. E certo si usano come infiltrati colleghi che vanno a creare casino ad altri colleghi. Cioè, io dico, una che fa una dichiarazione del genere, veramente questa cosa ti fa riflettere, perché sono dichiarazioni a prescindere, sono dichiarazioni che tu devi fare giusto perché devi fare, perché questo ancora una volta mi fa capire che tu di carcere non ne capisci nulla, però continuamente ne continui a parlare. Però Antonio, perdonami, il problema non è la Cucchi, e ancora si richiama. Non è la Cucchi che di carcere forse non capisce niente, il problema è che la politica, la maggior parte della politica ne capisce poco. E dovrebbe anche chi fa una norma del genere non ne capisce niente, perché i confidenti ci sono, cioè può sembrare che mancano i confidenti, ancora i confidenti ci sono tantissimi, il casino vi assicuro che c'è. Fede, attenzione, è un discorso molto delicato e complicato, ma alla fine all'interno non ci lavora più nessuno, vuole capire il personale. No, Fede, dove trovano il personale, dove vanno a trovare il personale? Ci sono esistenti già reparti specializzati, non è che il collega viene tolto dalla sezione per fare l'infiltrato in un altro istituto. Non andiamo oltre, poi la norma si può andare a leggere, la si trova tranquillamente online e lo specifica, quindi io ci tenevo a dire solo sta cosa, perché poi continua lei dicendo che nel paese del pestaggio a Santa Maria Capovetere, con un processo in corso. Perfetto, c'è un processo in corso perché dai per scontato che c'è stato un pestaggio, dai per scontato che decine di agenti poi magari verranno condannati. Non è così, dove si accusa che comunque lo Stato decide di smantellare i diritti umani una volta per tutte. Ma mi scusa un attimo, ma proprio questo governo è stato il governo che, perché no, bisogna essere onesti e sinceri, non dire le cavolate, il governo che ha azzerato le carenze, la pianta organica degli educatori, quindi dei funzionari giuridici pedagogici,
Quindi se è un governo che non vuole rispettare i diritti umani e quindi i diritti dei detenuti, non pensa certamente ad assumere i funzionari giuridici pedagogici, no, gli educatori, i famosi educatori. Un governo che ha previsto una massiccia presenza di psicologi e psichiatri. Quindi, e di cosa stiamo parlando? Che forse servirebbero più magari in alcune dinamiche a noi che ad altri. Un governo che comunque sta ampliando i posti. Forse a qualcuno va storto che è un governo che ha detto dal primo giorno assolutamente no a amnistia, indulti e a regalini vari. Mi trovo perfettamente d'accordo, nel rispetto delle vittime del dovere, perché spesso in questo paese si parla solo di poveri detenuti o povere altre, ma spesso ci si dimentica delle vittime, scusami, no del dovere, vittime di reato. Ho sbagliato, chiedo venia. E quindi forse secondo me ogni tanto bisognerebbe pensare anche a quelle persone che hanno perso i propri cari o sono vittime, no, di questi personaggi. Quindi io capisco e rispetto quello che gli è accaduto alla senatrice Cucchi, ma ciò non significa che tutte le forze di polizia sono delinquenti, tutte le forze di polizia sono cattivi e di conseguenza, per quanto riguarda noi la polizia penitenziaria, torturiamo i detenuti o non facciamo rispettare le regole, non rispettiamo i diritti dei detenuti, assolutamente no. Su questo ci mettono 1 a 10 mani sul fuoco, perché i miei colleghi, e Federico che lavora in Primanino lo sa, sanno di lavorare con persone prive della libertà e non certamente con persone prive della dignità, quindi se lo ricordasse la senatrice Cucchi. Comunque, vabbè, insomma, siamo poi sempre alle solite, perché gira e rigira, nonostante questo governo abbia fatto tanti passi in avanti in quello che è questo settore di cui appunto ne parliamo in questa trasmissione, ce ne sarebbe sempre di più bisogno. Tu, Antonio, dici che appunto sono stati assunti educatori, questo, quello e quell'altro, però sono sempre pochi, soprattutto quello che rimangono pochi, visto e considerato che anni addietro furono chiusi gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, le REMS che dovevano sostituirli sono sempre pochi e in prigione ci sono sempre più malati. È vero che ci sono tanti stranieri, però ci sono tanti malati che dovrebbero stare tanti detenuti psichiatrici, sì, tanti, che secondo me non dovrebbero stare in carcere, ma questo bisogna ringraziare a chi è venuta la brillante idea di chiudere all'epoca i manicomi. O lo chiediamo al nostro sparato. Chi è che è stato Federico? Il senatore Ignazio Marino. Lo ricordiamolo, no? Ex sindaco di Roma, lui è, se non ricordo male, ex sindaco di Roma. Ed è stato anche mio coinquilino. Ah, ecco, bene. È un alieno col marziano dai romani, perché non è una persona talmente alienata da quello che faceva che così dice, ma questo era sindaco di Roma, sì, che alla fine l'hanno fatto dimettere perché nemmeno i suoi lo sopportavano più. Però basta che passi chiunque, soprattutto di una certa parte politica, in Italia può fare tutto, e quindi raccogliamo insomma ancora i disastri lasciati da 11 anni di governo non eletti da nessuno, dove una certa parte politica quindi ha occupato militarmente tutte le istituzioni, ha fatto tutto quello che voleva senza trovare la benché minima insomma opposizione da parte dei media o di chi poteva insomma dire o fare qualcosa. Ma ecco, questo sempre perché Fede, questo sempre perché chi piglia certe decisioni ovviamente disconosce del tutto quello che è la realtà del mondo carcere, no? Perché se magari ci fosse stato Federico Carbonara che lavora in prima linea, o magari Antonio Ferrano che qualcosina di carcere ne sa, ne capisce, davanti a questa decisione avrebbe detto: ma che stai a fare? Cioè, come fai tu a mettere in carcere, quindi nei reparti detentivi, quindi dove vi è solo la presenza della polizia penitenziaria, che ricordiamo che è pagata per garantire l'ordine e la sicurezza, non per fare altro, perché non siamo preparati né a fare i medici né i psichiatri. Noi neanche gli assistenti sociali, dobbiamo garantire solo e esclusivamente la sicurezza all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari. Quindi prendere questi soggetti malati, perché sono malati, sono psichiatrici, sono fuori di testa, spesso persone col cervello bruciato, e li metto all'interno degli istituti penitenziari. Come fai tu a gestirli certi soggetti senza un supporto sanitario? E voglio ricordare che in alcuni istituti il supporto sanitario, quindi il semplice ambulatorio, a una certa chiude. Ogni volta che accade qualcosa sei costretto a chiamare l'ambulanza e quindi devi avere ora avete avuto anche, ora sono stati inseriti pure i medici penitenziari. Quello adesso è partito. 35, sì. 35 istituti, ricordiamo. No, 35. Allora, però attenzione, anche su questo bisogna leggere bene, perché comunque sono 35 che andranno, uno per ogni singolo provveditorato. Quelli sono medici del corpo di polizia penitenziaria che
devono assolutamente lavorare per la polizia penitenziaria, non per i detenuti. Questo è l'errore che si sta facendo, perché ho già risposto a questa domanda. Quanti provveditorati ci stanno in Italia? Credo 19, se non ricordo male. Quindi non mi ricordo, quindi posso sbagliare, chiedo bene se possono sbaglio. Andare anche sono di meno, dovrebbe essere 17, perché non mi ricordo che il Triveneto ne ha uno, quindi Trentino, Friuli, Venezia Giulia, però sono stati riaperti, Veneto, tipo quello quell'Umbria, che era quello Umbro, che era chiuso, quindi il provveditorato anche il Molise non ce l'ha. Ecco, anche il Molise è accorpato al Lazio, sì, assolutamente sì. E quindi ci sarà la previsione per un medico per ogni singolo provveditorato, poi ovviamente uno al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Comunque verranno distribuiti, ma sono medici che sono a disposizione e lavoreranno per la polizia penitenziaria, non per i detenuti. Cioè, chiariamo una volta e per tutte, perché è una figura che a noi manca e assolutamente serve, perché tu spesso devi fare riferimento a figure di altri corpi e le figure degli altri corpi. Guarda, ne so qualcosa, perché sono circa 4 settimane che vengo torturato da una ex appartenente al corpo della polizia penitenziaria, che ha a che fare con le commissioni medico-ospedaliere che vengono fatte all'interno degli ospedali militari, però appunto da medici militari che non sanno manco loro niente della galera. Appunto, ecco, perciò è fondamentale una figura del genere. Abbiamo una telefonata, quindi il telespettatore della precedenza. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Carmen, chiamo da Vicenza. State parlando di un argomento che mi sta a cuore, in carcere. È vero che la polizia penitenziaria non è preparata per seguire questo tipo di detenuti, ma oggi come oggi in carcere c'è un universo di detenuti con problemi e con altro che solo gli esperti possono definire. Quindi quando è che si provvederà a trovare una soluzione? Non si sa ancora quanto tempo ci vorrà ancora e quanti eventi critici, forse morti, forse tutto quello che ci può essere in questo contesto, se non ci sono persone preparate a questo tipo di accoglienza e di gestione del detenuto psichiatrico. Un'altra cosa che volevo dire è che, caso strano, chi si occupa di politica non dovrebbe esserci proprio nei momenti clou, non fare le visite come noi ben sappiamo, perché anch'io vengo da un lavoro in carcere fatto per 35 anni. Gentilissima ascoltatrice, dobbiamo però fare la pausa della prima mezz'ora, perciò rimani in linea. Così riflettiamo tutti quanti, sia gli ascoltatori che voi che io. Grazie. Riflettiamo tutti sul tema nel frattempo. Grazie. Pubblicità. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Siamo sempre su Radio Libertà e sempre lo spazio dedicato alle forze dell'ordine, in particolar modo alla polizia penitenziaria, e ho qui con me Antonio Fellone, che è il segretario generale aggiunto del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Ecco, io ci tengo appunto ogni tanto a ricordarlo, perché in primis io sono uno appartenente al corpo di polizia penitenziaria e poi sono il segretario generale aggiunto del SINAP, che volevo ricordare che è il secondo sindacato a livello nazionale, primissimo in Lombardia, della polizia penitenziaria, quindi sono solo 25 anni che sono sempre stato lo stesso sindacato rispetto a qualcun altro.
La coerenza alla fine premia sempre. E qualche competenza, insomma, qualche competenza ce l'hai, perché noi in questa radio ospitiamo solo persone competenti. Ma poi la facciamo da 8 anni questa trasmissione, quindi abbiamo sempre detto la verità. Mai c'è pure quell'altro che sta con noi, che appunto è il co-conduttore di questa trasmissione. È il segretario provinciale del sindacato, del SINAP, anche lui. Hai capito, mica pizzefichi. Mica pizzefichi. Federico... Fede, sì, di Milano, penso, c'ho ancora la carica a Milano, pensa un po'. No, ce l'hai a Monza la carica. No, caro Antonio, non è mai stata aggiornata. Io c'ho ancora il foglio originale con scritto Milano. Allora, se te lo mando su WhatsApp e te lo faccio leggere. Se ti mando il foglio con aggiornato Monza, che fai? Mi paghi una cena? Ma a me va bene, non vorrei che qualche dirigente avesse da ridire. No, si fanno, guarda, quando fai le cose per bene, è sempre con tutta la chiarezza di sto mondo e nella legalità. Nessuno ti può dire nulla, questo è poco, assicuro. E chiaramente quindi, della legalità noi ne siamo portatori, considerata la trasmissione non è vero, visto quello che ha detto Gratteri non è vero, perché anche lì, questo signore, procuratore della Repubblica di Napoli, ha detto che chi vuole votare sia un massone o un poco di buono un criminale, e quindi insomma, guarda, posso dirti una cosa, Fede, io l'ho ascoltato, e il suo passaggio, il passaggio del procuratore Gratteri non ha fatto altro che fare una campagna mostre per il sì, perché la reazione di tutti dice perfetto, ok, allora io voto sì. Ok, perfetto, allora io voto sì. Allora votate sì, ovviamente, chi andrà a votare. Ricordiamo 22-23 marzo referendum sulla giustizia, un referendum fondamentale perché prevede un cambiamento fondamentale e radicale, quindi 22-23 marzo votate sì e andatevi ad informare con che comporta questa novità, quindi cioè il perché si è arrivati al referendum e quindi di conseguenza quello che porta questa riforma, le tante cose positive, anzi solo cose positive. Però ve lo ricordo, 22 e 23 marzo, alzate il sederino dalla sedia, dal letto, dove state, 3 minuti, votate sì. Soprattutto dopo quello che ha detto il procuratore, che io stimo assolutamente, il procuratore Gratteri, però onestamente non ho assolutamente condiviso il suo discorso di ieri, perché non solo i delinquenti. Allora tu, io, Mimmo, non siamo, io parlo per me, io non sono un delinquente, non sono un pregiudicato, non sono un massone, non ho il titolo lo già massonica, no, non sono fortunatamente, almeno che io sappia, indagato per nessuna cosa, voto sì. Quindi è assurdo quello che ha detto il procuratore Gratteri ieri, ripeto che è una persona a cui io stimo, perché comunque sta sempre in prima linea contro le varie mafie, però ciò non significa che uno non può condividere un pensiero. Io assolutamente, quando l'ho ascoltato, sono rimasto basito, Fede, perché da lui non me lo sarei mai aspettato, perché comunque io non credo che chi vota sì o chi vuole una riforma della giustizia lo vuole solo esclusivamente perché appartiene a qualche loggia massonica, qualche associazione criminale. Non è un delinquente né un pregiudicato né niente. Uno si informa, guarda, legge, capisce che la cosa migliore è quella che votare il sì, amen. Poi voglio ricordarlo che uno dei primi promotori di questa riforma, che veramente ha dato la vita per lo Stato, perché ha dato la vita per lo Stato, è stato Giovanni Falcone, già all'epoca con un intervento che disse che era fondamentale la riforma della giustizia, perché lui è stato silurato, perché andate a leggere la storia, andate a capire quello che è stata la situazione di Giovanni Falcone e vi rendete conto che all'epoca lui è stato silurato da chi gli voleva del male e secondo me da chi l'ha ammazzato. No, Fede? Erano i suoi stessi colleghi del Tribunale di Palermo. Io ricordo che loro facevano le indagini dal bunker del Tribunale di Palermo, cioè si rinchiudevano dentro il bunker, è una specie di mega cassaforte che era sotto il Tribunale di Palermo a indagare perché avevano problemi con i loro colleghi. L'istruttoria del maxi processo è stata fatta all'Asinara, questo per farti capire in che ambiente erano costretti a lavorare queste veramente persone che hanno dato la propria vita, persone che comunque restano nel cuore delle persone per bene. Parliamo di Falcone e Borsellino, perché uno per istruire un processo, il maxi processo, dove ci sono state tutte condanne all'ergastolo, dove vedeva imputati vari Rina, Provenzano ed altri, questo processo è stato istituito addirittura
all'asinara, proprio in massima sicurezza. Questo per farti capire in che clima a volte sono costretti a lavorare certi magistrati che lavorano seriamente e con un impegno massimo per combattere le mafie. All'epoca era ancora, secondo me, molto più pesante e particolare, visto che ci sono stati tantissimi magistrati, tantissime vittime di mafia. Io vorrei sottolineare una cosa: guarda caso sto referendum che appunto si terrà il 22 e il 23 marzo ha provocato una levata di scudo da parte di chi si oppone a questo governo, e sono andati a creare un comitato appunto per il no contro appunto il comitato del sì, e guarda chi che hanno tirato in ballo per dare spessore a questo comitato: il figlio di Bachelet, del vicepresidente del CSM all'epoca, ucciso dalle Brigate Rosse. Hanno cooptato in questo comitato il figlio appunto del magistrato ucciso dalle Brigate Rosse, per far vedere che appunto in pratica loro sono per la difesa dello Stato democratico, perché in pratica andando a far presiedere questo comitato a figlio appunto di Bachelet, appunto hanno voluto sottolineare ancora come si sta andando verso una situazione autoritaria, contro una situazione della giustizia appunto a rischio, cioè per dire, se passa il sì, l'autonomia della magistratura è persa. Ma forse più che non è persa l'autonomia della magistratura, perché non lo cambia. Secondo loro, ma io voglio dirlo alle persone che ci ascoltano da casa, che magari ad oggi sono ancora titubanti: non perde nessuna autonomia. Ma io dico a chi ci ascolta, secondo me ognuno di noi può capitare, perché nella vita mai dire mai, di trovarsi magari in qualche situazione particolare e quindi di trovarsi in un processo, di essere giudicati, e ognuno di noi vorrebbe un giusto processo e quindi processa senza interessi o altro, perché voglio ricordare, ho ascoltato un'intervista, adesso non ricordo di chi, che diceva delle cose sacrosante: tra il PM e il giudice non ci deve stare comunque, non ci devono essere interessi, ad oggi potrebbe accadere, può accadere, e quindi a pagare, quindi a pagare lo stesso sindacato, bravissimo, sono colleghi, ma a parte che se un giudice vuole fare carriera ha bisogno del voto del PM, diciamo, e viceversa. Ecco, quindi cosa accade? Accade che comunque sai, pensare male è peccato, però a volte ci si azzecca, diceva qualcuno qualche anno fa. Quindi di conseguenza il processo non è mai chiaro, pulito, come dovrebbe essere, secondo me, in alcune circostanze. Quindi, ripeto, è una riforma che è giusta. Ripeto, andate a leggere, andate ad ascoltare, è fondamentale documentarsi, e poi stesso voi dite sì, magari effettivamente è giusto così. Guarda, io nei manifesti che, per dire votate sì, avrei messo le chat di Palamara, dove si parlava del nostro segretario federale, del vicepresidente del Consiglio, nonché ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, quando nelle chat era chiaro, e la palestiana c'era scritto: Salvini ha ragione, ma comunque non lo dobbiamo attaccare. Quindi questo vi deve far capire tanto, perché è toccato a Matteo Salvini, poteva toccare a qualsiasi persona, e quindi usare la magistratura politicamente è estremamente sbagliato. No, Fede? Sì, ma il problema è che il Consiglio Superiore della Magistratura è stato trasformato in una corporazione dove le correnti della magistratura fanno di tutto tranne che autoamministrare la magistratura, che di fatto è diventato un posto, una specie di terza camera che dà giudizi politici su ogni cosa e che si spartisce, lottizza ogni poltrona disponibile, tra cui oltre i 7 posti di giudice costituzionale. Cioè, questi signori qua vanno a decidere qual è il futuro e come si applica la Costituzione, perché 1/3 dei posti della Corte Costituzionale viene eletta dalle magistrature, quindi attenzione cari amici a casa, e a decidere chi e come verrà giudicato a Napoli, a Milano, o a Roma o a Palermo, perché vengono spartiti insomma le assegnazioni dei vari magistrati e procuratori della Repubblica e loro vicecapi, e chi ne ha più ne mette, perché poi sono tanti. Attenzione, uno dei posti più ambiti per qualsiasi magistrato è il capo del DAP, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e il CSM ha sempre preteso di avere l'ultima parola sulla nomina
del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Voglio ricordare che è la carica pubblica tra le più pagate in assoluto in Italia, quindi l'amministrazione penitenziaria è una delle più colpite dalla mala giustizia, dal malfunzionamento del sistema giudiziario, che è dovuto principalmente a questo, perché le risorse, i fondi, gli uomini per farlo ci sono, ma deve sapere che ci sono centinaia di magistrati che invece di fare i magistrati sono negli uffici pubblici, vanno a ricoprire varie cariche e quindi vanno a togliere una forza lavoro alla magistratura, e poi la solita lotta tra di loro, tra le varie correnti, va a impedire e inficiare il corretto funzionamento. Per questo che è importante andare a votare. 1 e 2 è come riprendersi indietro lo Stato e la Costituzione, perché non è possibile che una minoranza di persone di una certa corrente vada a decidere chi sono i 7 giudici della Corte, i 5 giudici, della Corte Costituzionale, che vanno proprio a interpretare la Costituzione. Qua parliamo della carne viva, cioè dello Stato, delle nostre vite, perché sono le leggi alla fine che vanno a regolare il funzionamento della società. E quindi abbiamo pochissime persone che decidono il futuro di un'intera nazione. Se poi addirittura decidono chi deve governare o no il paese, come hanno fatto dagli anni 90 a oggi, da Mani Pulite in poi, vi lascio immaginare quale potere, cioè di fatto è come essere in Sud America e subire in continuazione colpi di Stato invece dai militari, dalla magistratura. Ecco, quindi se un paese vuole essere libero, il suo popolo non dovrebbe avere dubbi su cosa andare a fare e votare. Se invece vuole essere schiavo, come sembra dagli ultimi sondaggi che a quanto pare danno in vantaggio il no, insomma, continuerà a esserlo. Io credo che comunque loro vogliano un paese ignorante. Fortunatamente l'Italia non lo è, quindi io a chi è titubante, a chi dice ma io non c'ho voglia, ma domenica il 22 e il 23 mi vado a fare un weekend con la famiglia, vado in giro, tanto piove, ci sarà una bufera. Leggete, documentatevi, è fondamentale per ognuno di noi, è veramente fondamentale, perché spesso noi diciamo ma vabbè, è capitato a lui, a me non capiterà mai. A ognuno di noi può capitare, ad ognuno di noi, ed è giusto che comunque ognuno di noi faccia una riflessione, si documenti, e quei 10 minuti alzare il sederino dalla sedia, dal divano, dal letto e andare a votare. Votate sì, 22 e 23 marzo, perché è fondamentale ed è importante per tutti noi. Tu lo sai che siamo già in tempo di par condition, cioè noi dovremmo prendere e parlare anche di votare no. E da ieri l'ho scoperto da Del Debbio, l'ha detto Del Debbio ieri sera. Del Debbio ha fatto una trasmissione fino a luna di notte dove c'erano dei Maranza ospiti che praticamente si sono fatti invece, tritare. Da oggi, la prossima trasmissione, cosa votano? Dovrebbero votare anche loro, sì, Maranza, anche loro pare. No. Meno male, da quello che dice Gratteri, dovrebbero votare ovvio. No, magari in Maranza votano no, perché sennò è finita la pacchia. Vabbè, noi non è che lo facciamo per campagna elettorale, la prossima trasmissione in poi, finché non ci sarà il referendum, metteremo la canzone di Max Pezzali, pregando per un sì, andiamo così. Quindi senza fare campagna elettorale. Fede, non ridere che ti ho sentito che stavi ridendo. Comunque no. Che appunto era una battuta mia. Comunque perciò è importante informarsi e conoscere la materia, perché 10 minuti del nostro tempo li possiamo dedicare andando a votare, che ripeto è fondamentale ed è importante. Poi ognuno di voi è libero di fare ciò che vuole. Noi possiamo solo dire il nostro pensiero, e magari più di dirvi andate a documentarvi, informatevi, quindi non vi vogliamo imporre le nostre idee. Ecco, è Radio Libertà, la libertà di scelta da parte di tutti. Non vogliamo imporre le nostre idee, ma vi stiamo semplicemente chiedendo di andarvi ad informare, a documentare, e poi con la vostra testa decidere sì o no. No, Federico? Conoscere per deliberare, come diceva Einaudi, no? Il primo Presidente della Repubblica, ricordiamolo. E poi voglio ricordare che il 23 è un lunedì, quindi potete prima di andare a lavorare andare a votare, ecco. Così ci avete la giustificazione anche per un'ora di ritardo al lavoro, giusto? Ai tanti colleghi, fate richiesta per un giorno di congedo, voi che abitate, magari prestate servizio a Milano e avete la residenza a
in Calabria magari, a Cosenza, a Catanzaro o a Napoli, fate una richiesta, così ne approfittate, unite l'utile al dilettevole, vi andate a fare una vacanza a casa e in più votate. O comunque invece visto possono anche votare fuori sede comunque, lì subito hai spento, subito lo sanno anche loro, subito hai spento. Non è vero, non sempre, non in tutti gli istituti lo fanno, attenzione, perché anche là capite che c'è il direttore politicizzato o qualcuno di troppo, come è successo tante volte. Però Fede, ti dico una cosa, a prescindere dal direttore, che non serve comunque avere una certificazione, questo è fondamentale, perché quando sono elezioni nazionali, tipo le politiche o in questo caso referendum, quindi è un qualcosa a carattere nazionale, puoi presentarti tranquillamente al seggio nella città dove tu presti servizio, anche se risiedi a Canicattì o a Bolzano, ti presenti nel seggio, parli col presidente del seggio, informi che sei un appartenente alle forze di polizia e presti servizio, lì lo puoi tranquillamente fare con un'autocertificazione e puoi votare. Quindi non c'è bisogno. Chi può va in segreteria e si fa un attestato di servizio e fa prima, però in tanti che non avevano l'attestato comunque li hanno fatti votare, perché comunque fai un'autocertificazione che tu presti servizio in quella città e quindi sei impossibilitato a raggiungere il tuo luogo di residenza per poter votare, quindi c'è il diritto al voto e ti fanno votare tranquillamente. Quindi per tutti i colleghi non vi preoccupate, che la possibilità di votare c'è, a prescindere. Prima scherzavo, quindi vi presentate nel seggio dove prestate servizio, nella città dove prestate servizio, e potete votare tranquillamente, quindi, e andate a votare, ripeto, andate a votare perché è fondamentale. E adesso, come d'obbligo, in questa trasmissione bisogna fare anche l'elenco di quelli che sono gli accidenti e gli incidenti che vi sono accaduti appunto alle donne e agli uomini nella polizia penitenziaria in questa ultima settimana, perché mi pare che non è che siano state molto tranquille le giornate trascorse. Ma nelle carceri le giornate difficilmente sono tranquille, quindi ci sono state le difficoltà, dei problemi. C'è stata a Pisa, dove un collega è stato aggredito, ha riportato prognosi, credo, una prognosi e una diagnosi la diagnosi è stata abbastanza pesante, una prognosi credo di superiore a 10 giorni. Poi ci sono stati problemi a Lucciardone, ci sono stati problemi a Rebibbia, dove un detenuto ha aggredito un agente e gli ha rotto un braccio. Quindi questo parliamo della casa circondariale, il nuovo complesso di Rebibbia, dove un detenuto, possiamo anche leggere la nota volendo, violenza in carcere a Roma, un detenuto ha aggredito un agente della penitenziaria rompendogli un braccio e ferendolo a morsi. È accaduto lo scorso pomeriggio nella casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso. Vittima l'assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso l'ufficio matricola dei detenuti, brutalmente aggredito durante la procedura di immatricolazione di un arrestato. Quindi un detenuto nuovo giunto, appena arrestato, portato in carcere, lo stavano immatricolando. Ecco, questo è quando poi noi facciamo riferimento a persone fuori di testa, a persone psichiatrici, perché queste sono persone che non possono assolutamente stare in carcere, e prima li potevi gestire negli ospedali psichiatrici giudiziari. Oggi le REMS, che dovevano sostituire queste strutture, sono piccole, tante sono chiuse e inutilizzabili, e quindi di conseguenza sei costretto a tenere all'interno degli istituti penitenziari persone che a mio parere non potrebbero esserci, quindi, perché noi lo diciamo da un po', non siamo preparati, noi siamo preparati solo esclusivamente e dobbiamo garantire la sicurezza all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari e basta, cioè non siamo specializzati nella gestione di persone malate, lì ci sono i medici, e come dicevo prima, in un po' di istituti addirittura l'ambulatorio, il famoso ambulatorio, a tardo pomeriggio chiude e riapre il giorno dopo, e quindi quando accade qualcosa i colleghi sono costretti comunque a chiamare l'ambulanza, e quindi devi scortare l'ambulanza, devi scortare il detenuto in ospedale, e quindi veramente in sezione rimangono in pochissimi quando sei fortunato. Quindi ripeto, è una situazione un po' particolare, su questo bisognerebbe lavorare.
come già detto in passato, secondo me bisognerebbe prevedere degli istituti dove tenere dentro persone. Tornato Fede? Ok. Sì, ci sono. Okay. Con persone che magari con del personale specializzato, e quindi parliamo di ospedali, di personale sanitario, dove tu queste persone le curi, invece in questo caso le abbandoni, quindi non fai trattamento, e in più sono persone che ti creano solo ed esclusivamente problemi. Sbaglio, Fede? Federico? Sì, anche là è una cosa che ci si trascina da anni. Sono degli istituti che, pur avendo le sezioni specializzate, non si sa per quale motivo non accolgono, comunque non prendono in carico i detenuti. Uno di questi era Pavia, che non so se dopo anni e anni hanno aperto la sezione psichiatrica, insomma, che da anni che giaceva chiusa. Mi auguro che nel frattempo non ho più seguito la cosa, però insomma c'è una cosa molto particolare, è anche nella revisione dei circuiti penitenziari. Questo è un punto dolente che spesso e poco viene trattato anche dai dirigenti dell'amministrazione, quindi andrebbero richiamati anche loro quando fanno i circuiti, che non esiste solo l'alta sicurezza o il 41 bis, c'è anche una sanità mentale da curare e preparare, concentrando magari in alcuni istituti le sezioni di sanità mentale dove c'è la psichiatria che funziona un po' meglio. Si potrebbe fare, ma questo non viene mai, insomma, quasi mai trattato. Quindi mi auguro di sensibilizzare chi di dovere in merito. È ovvio che poi nessun direttore li vuole avere, perché gestire 600 detenuti oppure gestire 30 psichiatrici a volte è peggio di 30. Sì, perché il problema che i 600 normali, quindi il problema non va a incidere su circuiti di alta sicurezza. Il problema principale è vede coinvolti i circuiti di media sicurezza. È lì dove noi abbiamo i problemi più gravi, no? Dove accadono più eventi critici, perché purtroppo la stragrande maggioranza sono loro. Quindi tu nella media sicurezza ti trovi istituti con l'80, 75, 80% con detenuti stranieri che non hanno nulla da perdere, quindi poi tra questi trovi i tossici, quindi sono malati, ti trovi detenuti con problemi psichiatrici. E cosa accade? Accade che vengono spostati, sì, ma tu non risolvi il problema, lo sposti, oppure sposti il problema da un istituto all'altro, ma non lo risolvi, perché se a Monza c'è un detenuto che è fuori di testa e ti fa casini, e tu per motivi di ordine e sicurezza, c'è la sezione specifica, no, ho citato Monza per dire, riesce a tamponare la cosa, sì. Cioè, pur essendo pesante la gestione, si riesce a tamponare. Sono istituti che non hanno delle sezioni particolari, che sono è quello che ti stavo dicendo io ho citato Monza, ma è venuto il primo, sì. Così. Se tu parliamo di Cremona, no, molti istituti questa particolarità infrastrutturale non ce l'hanno, non c'è nemmeno lo psichiatra in sede, e quindi diventa un disastro. Quello che io invito. Sì, quello che dicevo io è che magari Cremona, il detenuto ti fa casino, ti spacca tutto perché è un detenuto fuori di testa. Tu cosa fai? Non risolvi il problema, lo mandi da un'altra parte, quindi lo sposti il problema, lo sposti a citiamo Brescia, e Brescia cosa fa? Dice ok, me lo devo pigliare io, ma ti mando il mio, e quindi sai, uno scambiarsi i detenuti con problemi. E purtroppo bisogna pure capire che ci sono strutture che non riescono a gestire determinati detenuti, perché sono strutture non preparate, dove non vi è previsione di reparti psichiatrici. Fortunatamente Monza ce l'ha, come ce l'ha Pavia, però è la gestione di questi detenuti che va assolutamente attenzionata, perché altrimenti tu il problema lo risolvi, lo sposti. Però finché tu vai in un istituto dove riescono a gestire certe dinamiche va bene, ma no, quando vai a toccare istituti che non hanno comunque il reparto psichiatrico, ma non hanno la struttura adatta, no, dove poter far alloggiare questa tipologia di detenuti, la situazione comunque poi rischia di esplodere, come è accaduto in tanti istituti, perché quando un detenuto, perché abbiamo sempre detto, noi abbiamo 3 tipologie di detenuti, no? Ci sono detenuti tranquilli che rispettano le leggi, le norme all'interno di istituti penitenziari, il regolamento, fanno un'attività trattamentale, va bene. Antonio, a proposito di rispetto delle norme, anche noi dobbiamo rispettare la norma, che siamo a fine trasmissione. No, perché ha fatto segno a me Natale, gli ha mandato un messaggino pure a Federico, no, e come fa? Chissà. Ora mia moglie chi la sente quando torna a casa. Grazie Antonio. Comunque niente, vabbè, siamo in chiusura. Niente. Grazie sempre a Radio Libertà, grazie a te Fede,
grazie a Natale, alla regia, anche se fai giochetti sotto banca, adesso ho capito, va bene così, grazie a Mimmo, al padrone di casa. Mimmo, ancora. Noi ci sentiamo prima o poi ti chiederò l'affitto con questa storia sul padrone di casa, e qua ci sono di passaggio, non c'è un euro, Mimmo. Non chiedi e ti sarà dato. Ci sentiamo venerdì prossimo, potrebbero esserci, la chiudo così, va bene, potrebbero esserci novità per eventuali concorsi e altro, ma ci sentiamo venerdì prossimo. Buonasera a tutti, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAPPE.